Buone notizie per l'Università di Agrigento, sono infatti in netto aumento le iscrizioni al nuovo anno accademico, turismo, archeologia, sanità, informatica, ma anche agricoltura di eccellenza e scienza del gusto, questi nuovi orizzonti che aumentano l'offerta di studi. Il dato è stato annunciato dal rettore Midini in occasione della sua ultima venuta ad Agrigento in un convegno tenuto in loco. Soddisfazione è stata espressa da Nenè Mangiacavallo, presidente del consorzio Equa, durante una trasmissione speciale fatta dalla nostra emittente su Agrigento, capitale della cultura, che ha visto la nostra città classificarsi tra le prime 10 con un'ampia possibilità di essere scelta. È il frutto non solo del mio personale impegno, ma devo riconoscere di un consiglio di amministrazione e di una squadra di dipendenti e di collaboratori esterni che in perfetta sinergia ha imboccato una strada che poi si è rivelata vincente. Non è autoreferenzialità, ma lo dicono i numeri, come diceva lei. Che tra l'altro rappresenta una crescita anche economica, rappresenterà per la nostra città, no? Sicuramente. Circa 700 iscritti, insomma, che frequentano l'università, è una ricchezza per la città. I nuovi iscritti. Per cui anziché fare valutazioni grossolane, dobbiamo fare parlare i numeri. Noi siamo passati da 3 corsi di laurea a 9 corsi di laurea più una scuola per mediazione linguistica e culturale. Siamo passati da un numero limitato di studenti ad un numero particolarmente considerevole che va al di là dei 1000 studenti, e questo è un dato particolarmente significativo. Abbiamo ottenuto di fare svolgere ad Agrigento il TFA, il corso per gli insegnanti di sostegno, e questo è stato un altro grande successo che porta ogni fine settimana ad Agrigento 186 persone, e anche questo rappresenta un indotto di carattere economico. Quest'anno l'abbiamo ottenuto, è la prima volta che si svolge ad Agrigento il TFA. Abbiamo cercato nella individuazione dei corsi di laurea di collegarci strettamente a quelle che sono le esigenze del territorio e collegarle alle nuove esigenze occupazionali. Poco fa l'assessore faceva riferimento proprio a questo aspetto significativo per mantenere le nuove generazioni legate alle loro radici, perché abbiamo preferito, anziché promuovere l'azione in direzione di corsi di laurea che poi non avrebbero avuto sbocchi occupazionali, concentrarci, evidentemente con la piena disponibilità dell'Università degli Studi di Palermo e in maniera particolare del Rettore, su quei corsi di laurea che hanno degli sbocchi non solo sicuri ma anche immediati, certo. Come ad esempio scienze della formazione primaria, scienze motorie, lingue e letteratura straniera, economia aziendale, infermieristica, cioè un perfetto collegamento con quelle che sono le esigenze del territorio. Accanto a questa attività didattica tradizionale abbiamo abbinato una serie di corsi di qualificazione che hanno dato nel corso degli anni dei risultati eccellenti, perché trattandosi di corsi qualificanti hanno permesso a molti dei discenti che in alcuni casi sono stati pure remunerati per aver frequentato questo corso, ha permesso a molti discenti di trovare immediatamente sistemazione in settori che erano completamente ignorati e che in altre realtà, come ad esempio Roma o il Nord Italia, per poter acquisire il titolo che hanno acquisito da noi avrebbero dovuto pagare un bel po' di quattrini. Ci sono stati corsi, molto probabilmente non sono stati adeguatamente pubblicizzati, ci sono stati corsi di scenografo, di aiutoregista, di fonico, di operatori dello spettacolo. Sono delle chicche che qualificano ulteriormente l'impegno del consorzio universitario che, fra l'altro, onore al merito, ha potuto contare anche sull'apporto importante in termini di sostegno dell'amministrazione comunale. Bisogna darne atto, perché il socio di maggioranza è l'amministrazione comunale che detiene il 64% della componente societaria. Ci siamo trovati inizialmente a combattere contro una realtà che era particolarmente pesante anche sul piano dell'assetto economico-finanziario. L'ultimo bilancio che era stato approvato, almeno quello che ha trovato la nuova governance da me guidata, l'ultimo bilancio era quello del 2016,
per cui abbiamo dovuto approvare preventivo e consuntivo del 2017, del 2018, fino ad arrivare ai giorni nostri. Se non ci fosse stato il sostegno dell'amministrazione comunale, ripeto, socio di maggioranza, le difficoltà sarebbero state maggiori. Ricordo quando si facevano i cortei con la bara per indicare la morte diciamo che oggi, del Cupa. Diciamo che oggi il consorzio non solo è vivo e vitale, ma ha svolto anche, sono solito dirlo e lo ripeto anche in questa significativa occasione, ha svolto una funzione di catalizzatore istituzionale.